La risorsa idrica è innanzitutto un bene finito e proprio per questo secondo me sarà il bene più prezioso da gestire nei prossimi anni, perché acqua vuol dire vita. 22 marzo 1992, 22 marzo 2023. È una visione completamente diversa quella con cui la nostra regione si prepara a vivere la 31esima giornata mondiale dell'acqua. Anche la Pedemontana, area tradizionalmente ricca, si trova a fare i conti con gli effetti del lungo periodo di siccità e con il progressivo abbassamento delle falde. È quindi necessario un cambio di prospettiva. Da realizzare fossati e bacini per il contenimento delle acque, il Veneto deve iniziare a pensare alla creazione di invasi e opere di ricarica. In difesa di questa risorsa, numerosi gli interventi messi in campo da ETRA, ente che gestisce il servizio idrico in 73 comuni di 3 province venete: Vicenza, Padova e Treviso. Noi abbiamo un progetto di appunto sostituzione delle tubature, quelle più vecchie, quelle che si rompono più facilmente. Sto pensando soprattutto all'altopiano di Asiago, dove abbiamo le tubazioni un po' più ammalorate, e al Bassanese. Noi riusciamo a sostituire circa 20 km all'anno di tubazioni, però stiamo anche sostituendo tutti quanti i contatori con contatori intelligenti, i cosiddetti smart, che sono in grado di segnalare in via diciamo così immediata eventuali modifiche dei flussi, delle perdite, dei flussi inversi. Solo un anticipo della lunga intervista rilasciata da Flavio Frasson, che andrà in onda su Rete Veneta all'interno di Linea Aperta, proprio nella giornata mondiale dell'acqua. Non sprecare acqua, l'invito pressante rivolto ai cittadini, ai quali va anche una rassicurazione. In questo momento non c'è bisogno di razionare, le nostre pompe tirano su acqua in maniera sufficiente, anche se la falda si è abbassata, e quindi escluderei interventi di questo tipo.